Inghiottito dal mare a 6 anni, inchiesta della procura senza indagati per la morte del piccolo Carlo Panizio. In queste ore la decisione sull'esame autoptico, si continuano a raccogliere testimonianze per ricostruire gli attimi della tragedia. Sui social la straziante lettera di volontari della Croce Verde di Cavallino Treporti tra i soccorritori della terribile notte. Non c'è preparazione per tragedie come questa. A una settimana dal primo ritrovamento scoperto un secondo cadavere nello stabile abbandonato di via Brumacci a Marghera, anche stavolta identità sconosciuta e giallo sulle cause. Le polemiche sugli abbattimenti di alberi in comune di Venezia potrebbero arrivare anche in tribunale. Il comitato Sant'Agnese annuncia azioni legali. Dopo il calo di turisti denunciato dagli albergatori, anche in Basilica di San Marco si registra una diminuzione di visitatori. Secondo il primo procuratore Barel è un calo fisiologico dopo i numeri record del 2024. Gli aerei storici che volarono nel 1929 per primi dall'aeroporto Monicelli di San Nicolò Lido di Venezia sono tornati a casa grazie ad un progetto partito da una partnership internazionale. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Inevitabile partire dalla tragedia di Cavallino Treporti per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali con la Procura della Repubblica di Venezia che ha aperto un fascicolo, tutti gli aggiornamenti nel servizio di Daniela Sizia. Non ci sono indagati né ipotesi di reato nel fascicolo aperto dalla Procura di Venezia. Il pubblico ministero dovrebbe decidere in queste ore se disporre o meno l'autopsia sul corpo del piccino. Le indagini da parte delle forze dell'ordine intanto continuano per accertare cosa sia accaduto in quegli istanti fatali quando Carlo è entrato in acqua ed è sparito fra le onde. Si stanno ricostruendo attraverso le testimonianze dei turisti e dei bagnini quei minuti terribili quando la mamma Dana ha urlato per chiedere aiuto. I genitori distrutti si sono chiusi nel dolore, abbracciati da parenti ed amici. Il funerale del piccolo Carlo sarà celebrato dopo il nulla osta da parte della magistratura. Due comunità, Roncade e Cavallino Treporti, unite da una tragedia che ha sconvolto tutti. La dirigente dell'Istituto Comprensivo di Roncade, la scuola del piccolo, ha incontrato la mamma per portare una parola di conforto e di vicinanza della scuola alla famiglia. Come scuola e come comunità scolastica unita siamo molto vicini alla famiglia, il papà e la mamma del piccolo Carlo e a tutta la famiglia. Sarà un nostro impegno perché il senso della scuola in questo momento è proprio la vicinanza tra di noi, l'empatia, l'amore, la disponibilità, la solidarietà, il rispetto per tutto quello che è avvenuto, che è una cosa tragica. La voce, rotta dall'emozione, si incrina ricordando questo bambino solare e pieno di vita. Sarà un nostro impegno ricordarci e non dimenticarci di Carlo anche per il futuro. Abbiamo in mente delle iniziative che vorremmo porre in essere proprio per non dimenticarci mai di lui. La scuola ha organizzato un incontro online per i genitori dei bambini della scuola dell'infanzia di San Cipriano, i piccoli compagni di Carlo, per l'elaborazione del lutto, mentre la raccolta fondi promossa da alcune amiche della mamma di Carlo ha raggiunto in un giorno e mezzo 20.000 euro, quasi 1.000 le donazioni, segno della solidarietà e della vicinanza di tante persone. A Cavallino Treporti, nella spiaggia dove è avvenuta la tragedia, rimane quel silenzio surreale e il via vai dei turisti che lasciano lungo questa barriera di scogli un pensiero, una candela o una preghiera, e i bagnini sconvolti che guardano quel mare che si è portato via per sempre il piccolo Carlo. E al piccolo Carlo hanno scritto una lettera aperta i volontari della Croce Verde di Cavallino Treporti, uomini e donne che erano lì e hanno tentato il tutto per salvarlo. Caro Carlo, oggi il mare ti ha portato via. Avevi 6 anni e la vita davanti. Un'età in cui si dovrebbe pensare a correre sulla sabbia, non a fermarsi per sempre. Ti abbiamo cercato con il fiato corto e le mani tremanti. Abbiamo sperato fino all'ultimo secondo che tu fossi ancora lì. Inizia così una lettera postata sui social dai volontari della Croce Verde di Cavallino Treporti. Parole scritte con il cuore in mano e la disperazione di una tragedia troppo grande da accettare. Uomini e donne che erano lì ed hanno operato giorno e notte nel disperato tentativo di riportare Carlo fra le braccia della mamma. Ma purtroppo il destino ha voluto diversamente. Quando ti abbiamo trovato, il silenzio ha gridato più forte di qualunque sirena. Non esiste preparazione per questo, non c'è corazza capace di proteggerti. Quando ad andarsene è un bambino, restano solo domande senza risposta e un dolore che non ha nome.
Il silenzio assordante di un dramma che ha sconvolto e stravolto tutti. Rimangono quelle immagini di un mare illuminato dai fari dei mezzi di soccorso e dalle centinaia di persone in divisa, ma anche semplici turisti, insieme uniti nello stesso abbraccio. E restano indelebili queste parole dedicate a Carlo dai soccorritori. A te Carlo, che oggi hai smesso di giocare troppo presto, e a chi è venuto con la divisa addosso, con gli occhi lucidi sulla riva, provando con tutto se stesso a riportarti a casa. Ci ha insegnato, senza volerlo, che certe ferite non si chiudono, ma che si può almeno non farle portare da soli, perché oggi il dolore della tua mamma è diventato un po' il nostro. Una tragedia che ha segnato profondamente anche i vigili del fuoco. 11 ore senza tregua tra mare e spiaggia, con gli occhi puntati sull'acqua e il cuore sospeso. Alla fine è stato il sonar dei vigili del fuoco montato su un gommone dei sommozzatori a rilevare il corpo del piccolo Carlo Panizzo, scomparso tra le onde a Cavallino. L'utilizzo di questa apparecchiatura è stata importante proprio perché ha permesso di poter accelerare la scansione del fondo marino, che poteva essere fatta con l'apparecchiatura anziché col personale. C'è da dire che inoltre l'importanza è stata anche aver considerato l'andamento delle correnti. Il personale ha valutato sul posto l'andamento delle correnti prevalenti e ha stimato quale poteva essere un percorso dall'ultimo avvistamento sino poi a un'area più ampia. Carlo è stato ritrovato a circa 80 metri dal punto dove era scomparso, in una zona insidiosa dove il fondale nasconde buche e vortici pericolosi. Una tragedia che ha fortemente scosso anche gli uomini in servizio dei vigili del fuoco. Per fortuna il personale è profondamente addestrato e quindi lo scopo del personale è chiaro e loro sanno che in quel momento stanno svolgendo un compito importante, che è quello di poter ridare la persona cara ai familiari. Gli operatori possono contare sul supporto psicologico messo a disposizione in casi particolarmente delicati come questo. Il Corpo Nazionale, proprio perché il proprio personale è esposto in queste condizioni emotive forti, in particolari circostanze può comunque usufruire di un supporto psicologico. Per esempio ricordo eventi che hanno visto il decesso di colleghi, il personale che è intervenuto nel soccorso di questi colleghi che erano deceduti ha potuto usufruire di un percorso di supporto. Sempre per la cronaca andiamo a Marghera, dove a distanza di circa una settimana dal primo ritrovamento le forze dell'ordine hanno scoperto un secondo cadavere nello stabile abbandonato di via Brumacci. Anche in questo caso l'identità è sconosciuta ed è giallo sulle cause del decesso. Abbiamo visto c'erano le forze dell'ordine con un gommone, anche perché il seminterrato è tutto allagato. Poi oggi abbiamo visto 2 morti nell'arco di una settimana. Ci fa un po' preoccupare. 2 cadaveri in una settimana, 2 uomini senza vita e senza un'identità, in uno stato di decomposizione tale da non avere più neanche un volto. Al momento non si sa né quando né come siano morti. I loro corpi sono stati scoperti qui da polizia e vigili del fuoco, in via Carducci a Marghera, in questo scheletro di cemento vecchio almeno 20 anni di un palazzo mai completato, il cui piano interrato è completamente sommerso d'acqua. Uno strato d'acqua nera, impenetrabile, che non si sa quali altre macabre scoperte possa riservare. Oramai avvolto e nascosto alla strada da una fitta vegetazione selvaggia, questo rudere è stato via via sede di sbandati di vario genere che di volta in volta lo hanno eletto a proprio domicilio, spesso sgomberato dalle forze dell'ordine e tornato altrettante volte a popolarsi, come testimonia il sentiero che conduce all'interno, segno evidente di un tragitto che continua ad essere percorso. Sui 2 morti indaga la polizia in uno scenario di squallore e indigenza che suscita inquietudine in chi vive a poca distanza da qui. Noi in linea d'aria abitiamo a 300 metri dietro, sinceramente, ai figli, ai nipoti, cioè è una situazione anche perché non è una zona degradata, cioè c'è un centro commerciale. Siamo passati tante volte, c'è stato un periodo in cui c'era anche una roulotte parcheggiata qua e ci venivano a rubare sulle case, poi la roulotte è stata spostata, però hanno abbandonato completamente tutto. Tutti gli scenari sembrano rimanere aperti, malori, caduti accidentali di qualcuno che qui viveva o forse aveva scelto questo luogo solo come riparo provvisorio, ma non si può escludere neanche la morte violenta, magari una rissa, un regolamento di conti. Probabilmente tutto può essere
essere in uno scenario di degrado che diversi residenti chiederebbero di estirpare alla radice, magari partendo da uno sfalcio del verde che al momento nasconde ciò che accade in questo stabile, nonostante si affacci su una strada trafficata. Di sera c'è sempre qualche individuo un po' ambiguo che gira, però arrivare al punto di dire dei morti, nonostante ci sia molta forza dell'ordine, anche l'esercito che gira, su questo bisogna dar atto, però anche se passano con le macchine in una situazione così non si vede niente. Ora la vicenda di Don Nandino Capovilla, il parroco di Marghera espulso da Israele, bloccato per 7 ore senza spiegazioni reali. Oggi la sua versione in conferenza stampa. Don Nandino, il parroco di questa comunità, è stato detenuto da Israele, come la dicitura, esattamente la condanna è che sono un pericolo per la sicurezza dello Stato di Israele, quindi voi state intervistando un pericoloso terrorista. Associazioni, gente comune, amici, parrocchiani e simpatizzanti dei centri sociali si sono ritrovati a Marghera per partecipare alla conferenza stampa convocata da Pax Christi Italia con Don Nandino Capovilla dopo essere stato espulso da Israele. Io sono stato detenuto, ma ci sono 15.000 detenuti palestinesi. Tutti insieme per dimostrare una grande solidarietà nei confronti di Don Nandino e il popolo di Gaza. Alla riunione sono intervenuti Don Renato Sacco, consigliere nazionale di Pax Christi, e Elisabetta Tusset, coordinatrice della campagna Ponti non muri. Continueremo a lottare e a difendere i diritti del popolo palestinese contro quello che è un governo non democratico, perché il governo di Netanyahu è un governo che persevera nei crimini di guerra. La Tusset, autrice con Don Nandino del libro Sotto il cielo di Gaza, ha ribadito il suo impegno a dare voce a chi non ha voce. Cercando però sempre di stare lontani da quelle che invece sono quei tentativi di equilibrismo e di mettere sullo stesso piano l'occupante e l'occupato, l'oppresso e l'oppressore. Pax Christi ha annunciato che presenterà una protesta formale alle autorità italiane e all'Unione Europea. Il laboratorio occupato Morion ha ricordato che il 30 agosto ci sarà un appuntamento alla Mostra del Cinema di Venezia in occasione della proiezione di un film su Gaza. Per prenderci i riflettori della Mostra del Cinema, puntarli sulla Palestina, contro il genocidio, contro l'invio di armi al governo israeliano, allo Stato di Israele che sta massacrando la popolazione palestinese da quasi 80 anni. Ritorniamo a parlare di abbattimenti di alberi in Comune di Venezia. Come sapete il fronte è caldo, adesso il Comitato Spontaneo Sant'Agnese annuncia addirittura azioni legali. Il sole agostano batte a picco su Campo Sant'Agnese, ma dopo circa 80 anni di onorato servizio, i 2 platani che hanno offerto ombra a generazioni di veneziani non ci sono più. Si sono aggiunti agli altri 150 alberi abbattuti negli ultimi 2 mesi dal Comune di Venezia dopo il crollo del leccio di Piazzale Roma, perché giudicati malati e quindi pericolosi. Al posto dei 2 platani alti più di 25 metri ci sono 2 piantine da vivaio della circonferenza di 16 centimetri. Nell'ambito degli abbattimenti di alberi, quello di Sant'Agnese è stato il più controverso. Per effettuarlo sono stati schierati 24 agenti tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale ed Igos. Uno schieramento degno di ben altre occasioni, sostiene il Comitato Spontaneo Alberi di Sant'Agnese, che il 3 luglio aveva già manifestato con altre associazioni, evitando un abbattimento ritenuto affrettato e probabilmente non necessario, chiedendo con forza una controperizia. Qualche giorno dopo, la Venice Gardens Foundation si sarebbe offerta di gestire a proprie spese la manutenzione del patrimonio arboreo in Campo Sant'Agnese. Il 16 luglio una petizione con 600 firme di residenti per un cambio delle politiche di gestione del verde pubblico a Venezia era stata depositata in Consiglio Comunale, seguendo una prima di altre 200 indirizzata direttamente al sindaco. Contemporaneamente una colletta di residenti aveva raccolto una cifra sufficiente a pagare una seconda perizia sullo stato di salute degli alberi. Già il 24 giugno, però, la seduta della quinta commissione consiliare si era chiusa dopo 1 ora e mezza in un clima politicamente teso, confermando la distanza di vedute tra comune e opposizioni. Ora che i platani sono stati abbattuti, il Comitato Sant'Agnese ha annunciato che le somme raccolte saranno utilizzate per una perizia sugli alberi ancora in piedi, per effettuarne una su quanto abbattuto, per perseguire in sede civile e penale tutti i responsabili.
Un conto di 81 euro per 4 Coca-Cola, 2 birre e 2 caffè in piazza San Marco. Con oltre 3 milioni di visualizzazioni, migliaia di commenti, il video girato e postato da un turista a Venezia è diventato virale sui social network. Se il turista ha commentato "la prossima volta mi porto il termos da casa", tra i commenti c'è anche chi dice che di prezzi del genere a piazza San Marco non ci si può stupire, chi critica i prezzi di Venezia in generale, chi mette in dubbio la veridicità dello scontrino, visto che è la semplice ricevuta di un pagamento con la carta di credito senza nient'altro scritto sopra. Insomma, quando si parla di Venezia la discussione è sempre aperta. E a proposito di Venezia e a proposito di turismo facciamo il punto. È trascorso circa un mese e mezzo dalla riforma della bigliettazione solo online e non più agli sportelli per le visite turistiche alla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia e al Campanile di San Marco. La rivoluzione, varata dalla Procuratoria a partire dal 1 luglio, è ancora in una fase iniziale di sperimentazione, ma qualcosa si vede già. Un elemento, mi pare che sia certo, lo vedono tutti, sono scomparse le code da piazza San Marco. Mi sembra un segno di civiltà, di rispetto verso le persone. C'è stato un rallentamento delle presenze dovute anche alle bizze del meteo, che ha alternato nelle ultime settimane piogge torrenziali al caldo torrido, però I trend dipendono molto dalle stagioni, dall'andamento del periodo. La variazione del tempo che c'è stata in queste ultime settimane non ci dà elementi obiettivi. Il primo procuratore di San Marco, Bruno Barella, al lavoro con tutta la Procuratoria, però fa un ragionamento chiaro e limpido. Impensabile pretendere una crescita sui numeri del 2024, annata boom di record irripetibile per il turismo a Venezia. Da un lato le lamentele per l'overtourism, dall'altro l'allarme quando c'è un minimo calo di turisti, quando tutti sanno che il 2024 è stato un anno eccezionale. Chi viene a Venezia deve essere aiutato ad apprezzare la bellezza. Non è solo un luogo di passaggio, è un luogo nel quale avvicinarsi e alimentarsi di bellezza. In questo la Basilica aggiunge anche la spiritualità, che è molto preziosa. Un pezzo di storia ora veneziana che torna a casa. Gli aerei storici che volarono nel 1929 per primi dall'aeroporto Nicelli di San Nicolò al Lido di Venezia sono tornati a casa grazie a un'importante partnership internazionale che ha scelto di aprire proprio a Venezia, proprio in laguna all'interno dell'aeroporto del Lido, la sua sede italiana. Ci racconta tutto come sempre Lorenzo Maier. L'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò al Lido di Venezia è il primo aeroporto dell'aviazione civile d'Italia e nel prossimo anno 2026 festeggerà il suo centenario. Verso questo importante traguardo, intanto, grazie a una partnership internazionale con la Junkers Aircraft, che ha la sua sede principale in Germania, a Stoccarda tra la Foresta Nera e il lago di Costanza, gli aerei storici sono tornati al Lido di Venezia, come i mitici Dakota. Si tratta di nuovi velivoli ultraleggeri realizzati a mano, copia dei mitici modelli che hanno riempito le pagine della storia dell'aviazione, ma tutti realizzati con apparati tecnologici all'avanguardia e dotati dei più moderni comfort. Adrian Mosca, general manager di Junkers, spiega. Sono aerei storici, ma replica, si vuol dire sono registrati, hanno la certificazione nel mondo ultraleggero, hanno l'immagine vecchio ma con le opzioni moderne. Abbiamo scelto il Lido di Venezia, era dall'inizio chiaro che vogliamo venire qua perché il posto forse anche più bello nel mondo o è il posto più bello nel mondo. Siamo veramente contenti perché abbiamo visto anche quelle emozioni che porta l'aereo anche volare sopra Venezia. Un aereo storico a bordo di un'Ecchiata è stato anche esposto davanti al bacino di San Marco per inaugurare questa avventura veneziana. Ai Nicelli sono disponibili anche per visite gratuite di bambini appassionati, ma anche per voli e per la scuola di volo dell'aeroporto lidense, una dimostrazione di credere nel rilancio del Lido. Fautore principale di questo accordo l'amministratore delegato dell'aeroporto Nicelli, Raffaele Ambroso. Noi siamo molto orgogliosi di avere qui una società come la Junkers Aircraft. Abbiamo fatto tutto il possibile perché si impiantassero in questo aeroporto e faremo altrettanto a dare loro una mano a restare con noi
tutto il tempo necessario. E da Venezia è tutto anche per questa edizione, grazie davvero per l'attenzione e buon proseguimento di serata.